In un'epoca in cui il cristianesimo è interiorizzato e si dice credo, ma non ho bisogno dei ministri di Dio, la fedeltà di un religioso che ha dedicato tutta la vita a sostegno dei giovani, dei più fragili e dei più deboli è una testimonianza di fronte a cui l'unica parola possibile è grazie. E il grazie di tanti amici è risuonato nella chiesa dei Padri Scolopi a Chiavari in occasione della celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo per i 70 anni di ordinazione sacerdotale di Padre Olivo Pallanc, 94 anni portati splendidamente, dal 2003 anima della chiesetta di Via Rivarola, punto di riferimento per laici, sacerdoti e religiosi di Chiavari e non solo, per la celebrazione del sacramento della riconciliazione e dell'Eucarestia. Padre Olivo, ordinato il 29 giugno del 1949, ha svolto il suo apostolato prima a Savona e poi a Roma e successivamente a Milano per ben 33 anni, prendendosi cura dell'educazione dei figli delle famiglie operaie della periferia. È stato poi in alcune parrocchie genovesi, fra cui quella di Cornigliano, dove è stato punto di riferimento sia per la celebrazione dei sacramenti che per la pastorale, ma soprattutto per la cura delle anime in cerca di confronto e conforto. Monsignor Tanasigna ha legato la riflessione alla solennità dei santi Pietro e Paolo, invitando a riconoscere in Pietro e dunque nei ministri della Chiesa la roccia che rappresenta Cristo. Di qui il sentimento di gratitudine per la missione che Padre Olivo ancora oggi svolge per la Chiesa diocesana. Riconoscenza dunque, affetto, gratitudine profonda per quello che è per noi e che fa per noi. E ringraziando Lui e circondando Lui della nostra preghiera, vogliamo dire grazie al Signore di averci dato Lui e tutto il ministero sacro che nella Chiesa continua sacramentalmente la presenza di Cristo. Quando si gusta la gioia di essere afferrati da Cristo, si riscopre in maniera sempre nuova la vocazione sacerdotale e religiosa, ha detto Padre Olivo al termine della celebrazione della Messa. Fidarsi di Dio è il segreto per percorrere con gioia il cammino della vita. Questo è stato il filo conduttore per i miei 70 anni di sacerdozio. Per lui, da parte del Vescovo, il dono del libro regalato a tutti i sacerdoti della diocesi che hanno festeggiato quest'anno gli anniversari di ordinazione presbiterale e da parte dei confratelli una immagine mariana e la benedizione del Santo Padre.